Palabigi, primo possesso per la Reggiana. Enim rischia la persa che alla fine arriva e la Tezenis parte forte 4-0. Cappelletti con Strautin sul lato, palleggia, va da Cinciarini, altro anticipo, altro scippo dei Cappelletti fino in fondo. Crascari, Carimocchio per l'inchiodata al ferro di Smith, tiro da 3 punti che non va. Cappelletti ha già messo il turbo dall'altra parte, Crascarico sotto canestro, Hopkins. Prima pausa, qui lo rivediamo, altro scarico perfetto dei Cappelletti, il canestro che viene convalidato di spessore della Scaleger. Hopkins guarda il ferro, la risposta del lungo della Reggiana che trova anche la Reggiana. Inizia come aveva cominciato di fatto il primo quarto, anche se arriva l'immediato recupero. Olisevicius, Robertson, Burianazze chiamato, invitato al tiro dal pubblico reggiano, eccole! Rosselli si stacca in bro contro Robertson, 5 secondi, 4 secondi, Rosselli deve inventarsi qualcosa, anche perché mancano solo 3 secondi. Candussi, un secondo, pallone sotto per Smith, il tempo per la schiacciata, fuori Candussi, e dentro Taylor Smith. Robertson a gestire il possesso, trova il corridoio per penetrare, alza la parola, trova un gran canestro Cassius Robertson. Casarin schiacciato sotto per Henderson contro Robertson, gli tira in faccia, crea lo spazio giusto per separarsi Carmel Henderson. Johnson quasi ritocco per Sanders, fa saltare Robertson, poi di nuovo fuori Cappelletti, Johnson a giocare in post, ad esplorare il pitturato e la pressione di Imbro per quanto potesse contro il lungo reggiano. Henderson, Smith, corridoio, sorta di Eurostep a buon fine. 55-46, Cipolla, gran tocco, Enem recupera fino in fondo a inchiodare la schiacciata del -7 Reggiana. L'ultimo segnato quel tocco di Cipolla ed Enem che va a schiacciare il 37 secondi. Cinciarini rischia la persa, si nota Johnson, palla che rimane lì e alla fine Cinciarini la ritrova. Olisevicius fuori, Cipolla importante da 3, ma dato a segno, squadra il cronometro, mancano ancora. Qui intanto Olisevicius fuori per Cipolla, anche lui di ghiaccio, il tiro già nella metacampo offensiva, anche se però ce ne sono 8 di differenza. Cappelletti perso da Cipolla fino in fondo, segna flash, il canestro dei Cappelletti di Hopkins, con Cappelletti che segna forse i 2 più facili della sua partita. Olisevicius lo prende lui da quasi 8 metri, non va, rimbalzo, tocca, controlla Cappelletti, dopo 5 sconfitte consecutive la Tezenis sbanca il Palabigi.